Questa è la sezione urbana del festival A Piede Libero Mogliano Danza 2011, che quest'anno è arrivato straordinariamente alla sesta edizione. Quest'anno siamo passati finalmente alla formula di 3 giornate. Quella di oggi è la sezione urbana, che vuol dire che si porta la danza e il teatro danza fuori dai teatri e si va incontro a un pubblico che ovviamente è un pubblico diverso da quello già appassionato e che già ama e conosce questo tipo di linguaggi. Oggi abbiamo presentato un estratto di uno spettacolo che si chiama Menta ed è una suite di racconti coreografati che trattano di varie storie, e il filo comune sono le relazioni tra le persone, le relazioni tra le cose e le persone. E oggi abbiamo portato un pezzetto in cui 2 donne si danno da fare con un oggetto che è un simbolo, insomma, per la femminilità, che sono le scarpe, e attorno a questo lavoro, a questo, diciamo, spunto, abbiamo trovato delle soluzioni che secondo noi mettono in evidenza una autoironia che a volte manca nella donna in generale. Insomma, c'è poca autoironia nel considerarsi femmina e ci piaceva cercare di tirar fuori questo aspetto che aiuta anche la femminilità a affermare la propria identità attraverso il linguaggio della danza, che è la nostra specifica. Abbiamo portato questo spettacolo in strada. Di solito è uno spettacolo che gira su palco, perché comunque la nostra compagnia si occupa anche di danza urbana, cioè creiamo delle performance apposta per gli spazi esterni. Questo non era stato creato appositamente per uno spazio esterno, ma si adattava come tematica e come leggerezza a un approccio urbano. Questo pezzo si intitola Ménage à trois ed è un lavoro che vorrebbe essere un piccolo ritratto di una figura femminile, un po' in preda a quelle che sono le dinamiche del consumo, a quelle che sono quelle dinamiche che sfuggono alla propria consapevolezza e un po' ti travolgono. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux.
figura femminile si lascia travolgere, quasi confondendo la propria vita intima, la propria vita sentimentale con quello che è un rapporto particolare con un oggetto, in questo caso che io utilizzo, che è un carrello della spesa e delle buste, che fungono un po' da contenitori, dei contenitori che tutto sommato sono vuoti e che un po' rappresentano, dal mio punto di vista, quella che vorrebbe essere la ricerca di questa donna, di un contenitore contenuto che però alla fine non paga, non gratifica, proprio perché è un contenitore vuoto. E per cui si lascia travolgere, ne diventa vittima quasi. Chiaramente tutto questo traslato nella sua vita sentimentale, nella sua vita quotidiana di tutti i giorni. Per cui diventa un piccolo ritratto, un piccolo tableau di quello che è un attimo, è uno stato particolare, quindi un racconto di questo stato particolare in cui, presi dall'entusiasmo, presi dall'euforia, in realtà si sta cercando, in quell'entusiasmo, in quell'euforia, in questa ricerca forsennata del piacere altro, che però non arriva evidentemente. Teatro di strada è una persona che arriva con un carretto su una piazza dove ci sono i passanti che passeggiano, si ferma, tira fuori i suoi attrezzi, comincia a fermare il primo, il secondo, comincia a danzare, a dare energia al pubblico, il pubblico dà energia a lui, nasce il cerchio, nasce lo spettacolo, finisce lo spettacolo, il pubblico va via, comincia a passeggiare. L'artista rimette le cose nel carretto e cambia piazza. Ed è bello quando le piazze si riempiono, si creano questi cerchi e scompaiono. Lo terinu be kumasi o furu dambe be bana Kopiro keluru do ketala Spend a lot of time alone. One would understand me. Maybe I should go in there. Won't see anymore. Misery but mine. I look like his mother, desperate for love. One day soon, my brother died. Made me remember all the subordinate feelings I cast aside. Maybe I had lied.